È molto bella, aiuta molto anche le persone. Lei si è messo in coda? Sì, cercando di rispettare lo spazio tra una persona e l'altra. No, no, sa cosa che bisogna specificare con il gazzettino? In fila, in ordine e tenendo la giusta distanza. Così hanno reagito i padovani alla distribuzione delle mascherine che il comune di Padova ha ricevuto in dono dal sindaco di Guangzhou. Circa 70.000 pezzi messi a disposizione delle farmacie cittadine. C'è coda, vengono a prenderli, spesso sono destinate 2 a persona. Qualcuno ne chiede ovviamente di più, però per accontentare tutti è anche giusto darne 2 a persona. In molte farmacie è stata creata una corsia preferenziale per chi doveva ritirare solo le mascherine, 2 a persona, in maniera da distribuirle il più possibile. Un aiuto sicuro, visto che non se ne trovano è difficilissimo da averne. È quasi impossibile. Voi non riuscite a trovarne? Noi le abbiamo fatto degli ordini, anche già pagati, perché bisogna pagarli in anticipo e ancora stiamo aspettandoli. Palazzo Moroni sta cercando di recuperare anche altri dispositivi di protezione in modo da renderli disponibili alla cittadinanza e agli ospedali soprattutto, un compito che non si sta rivelando per nulla semplice. Lo spero, noi stiamo aspettando altre mascherine, ma finché non arrivano è meglio starsene zitti, perché nelle varie dogane quando arrivano c'è qualche distrazione, chiamiamolo così. Per niente noi mandiamo l'Interporto con il dottor Tosetto, che è il capo dell'Interporto, non è che di solito faccia queste cose, però si sta impegnando proprio perché le dogane di Padova, ad esempio, da noi collaborano benissimo, le altre dogane è un po' più complicato, un po' più difficile.